Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Turno di riposo per la Tonazzo Padova in questo fine settimana per prepararsi al rush finale delle ultime 3 partite di fase regolare. Ne parleremo con 2 dei grandi protagonisti di questa stagione, ma parleremo anche con chi cura i muscoli di questa squadra e come sempre grande spazio al volley locale con il volley tombolo. Sigla. Settimana tranquillo per la Tonazzo che ha osservato il suo turno di riposo, occasione utile per Valerio Baldovin e il suo staff per programmare un lavoro diverso, tutto teso a portare a casa più punti possibili nelle ultime 3 partite di campionato. I bianconeri giocheranno in trasferta con Piacenza e Monza e in casa con Latina. Obiettivo? Tenere a distanza Città di Castello e Milano ed evitare così uno degli ultimi 2 posti in classifica, traguardo che a inizio stagione sembrava quasi impossibile. Molte le sorprese dell'ultimo turno. Modena cade a Latina e ora il primato in classifica è in forte dubbio perché Trento non perde un colpo e domenica c'è lo scontro diretto, una sfida che promette spettacolo. Ma cade di brutto anche Verona che viene travolta da Ravenna giocando forse la più brutta partita della stagione. A proposito, Andrea Giani, allenatore giallo-blu, è il nuovo commissario tecnico della Slovenia. Per lui un doppio ruolo impegnativo che conferma le doti del Giangio nazionale anche in panchina. Il derby meneghino va invece a Monza con Milano che non riesce a sfruttare il vantaggio di 24-20 del quarto set e si piega poi al tie break. Un derby che sembra ora spostarsi anche fuori dal campo, visto che le 2 società hanno chiesto entrambe di poter sfruttare il nuovo Palalido che dovrebbe essere pronto per l'inizio del prossimo campionato. Spettacolo di pubblico e di pallavolo a Perugia, dove Macerata passa sulla Sir Safety, ancora alle prese con le scorie post eliminazione Champions. A proposito, gli umbri hanno ingaggiato l'americano Anderson per i playoff, un bell'innesto che potrebbe spostare gli equilibri, un po' quello che dovrebbe fare la Lube dopo il forfait per infortunio di Baranovic. Con Perugia il Veneto Monopoli, alla soglia dei 40 anni, è stato il migliore in campo, ma per i playoff potrebbe addirittura arrivare il brasiliano Ricardinho. Buonasera a tutti, benvenuti a Mani e Fuori. Si parla di pallavolo, avete visto la scheda introduttiva, una ultima giornata di campionato in cui la Tonazza è rimasta ferma per osservare il suo turno di riposo, ma dove ci sono state davvero tante sorprese. Ne parleremo questa sera con tanti ospiti. Il primo applauso come sempre va alla squadra ospite che questa sera è il volley tombolo. Applausi di nuovo ragazze, benvenute. Grazie al Presidente Bizzotto di questa, anche perché mi pare che sia ci sia un anniversario che gira, no? Ma diciamo che quest'anno faremo il 30° della fondazione della nostra società. Diciamo fondazione perché effettivamente siamo partiti l'anno dopo con i primi campionati provinciali di under. Però nell'85 un gruppo di persone di Tombolo hanno deciso di dare un qualcosa di alternativo al paese per quanto riguarda il settore femminile e si sono inventate... Da lì siete partiti, me la racconti dopo la storia, volevo solo dirvi che ci siete. Facciamo il giro rovescio questa sera, cara regia, perché siamo partiti da Bizzotto, dal Presidente del volley tombolo. Accanto a lui, come dicevamo, parliamo con chi cura i muscoli e ci dirà quest'anno come sta andando, il fisioterapista della Tonazzo Padova, Mirko Pianta. Ciao Mirko, applauso anche per te, benvenuto. Come stanno quest'anno? Bene, bene. Si lamentano? Quanto si lamentano quest'anno? No, quest'anno è un anno buono come l'anno scorso, per adesso poi un po' scaramanti. Vabbè, insomma, manca poco alla fine, sì, però hai dai, scollinato ormai. Bene, dai, è andata abbastanza bene. Parleremo molto di lui perché ci dovrà un po' raccontare che cosa ha fatto negli ultimi 2 giorni. Io casualmente l'ho trovato in treno sia l'andata che il ritorno da Roma. Ma dove stai andando? In realtà lo sapevo benissimo, Sebastiano Milan. Ciao Sebastiano. Ciao a tutti. Benvenuto.
Dove sei stato di bello? Beh, è stato a Roma con il progetto Rio 2016 con la nazionale seniores, è stata sicuramente 1 o 2 giorni molto interessante sia per me, insomma, come atleta, che poi anche ho conosciuto un po' lo staff nuovo di Berruto, E tutti i suoi... quindi sicuramente 2 giorni molto interessanti. Beh, dopo ci racconti qualcosa, qualche curiosità. È arrivato invece qua a Padova a lavorare duramente, perché è vero che domenica non hanno giocato, ma il buon Baldovino non è che si perde d'animo, anzi carica da 11 come si dice in questi casi. Andrea Mattei. Ciao Andrea. Buonasera. Benvenuto anche a te. Partiamo subito come sempre con la classifica, così può essere un primo stimolo per iniziare a commentare questa serata. Vediamo appunto la classifica della Superlega dopo l'ultimo turno che, come dicevamo, ha compattato la vetta con Modena al 54, Trento al 53 e domenica, lo ripetiamo, c'è lo sconto diretto proprio a Modena, immagino il Palasport strapieno di Viale Tiziano Po, Trai al 51, Verona che perde ma mantiene il quarto posto a 44, Perugia che perde ma mantiene il quinto posto a 42, poi Latina a 38, Ravenna a 31, Molfetta a 29, Piacenza a 22, Monza a 20 che vince il derby e da come si era messa nel girone d'andata davvero sta facendo miracoli la squadra di Simone Tiberti, Padova chiaramente ferma a 12, Città di Castello a 10, Milano che ha fatto un punto a quota 8. Questa è un po' la classifica. Andrea, hai qualche commento da fare sull'ultimo turno? Ci sono state molte sorprese, no? Mi sembra. Moltissime. Ti aspettavi qualcosa del genere o Sì, o è perché tante squadre stanno caricando in vista dei playoff che può succedere? Ma non penso sia questo. Sono stati scontri diretti, poi Latina è una squadra che non molla in casa soprattutto, quindi me l'aspettavo una cosa del genere. Prima o poi poteva capitare. Sì. Ascolta, voi come avete passato queste giornate? Appunto io prima scherzavo che Baldovino è caricato da 11, ma nemmeno più di tanto, no? No, abbastanza, allenamento tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Quindi siete pronti per Piacenza? Sì. È una bella partita quella di Piacenza, questa squadra che non si sa, una volta fa una partita interessante, i giocatori fuori classe li ha, no? Perché voglio dire, basta dire qualche nome. Quello sì. Però è anche vero che all'andata avete fatto una delle partite più belle. Sì, all'andata si era messo molto bene per noi, però fuori casa, il pubblico contro, vediamo domenica come va a finire. Come va? Sebastiano, allora, questi 2 giorni? Anzi no, sai cosa ti dico? Prima di farti dire, sentiamo un po', abbiamo registrato, vi ricordo che settimana scorsa Mauro Berruto è stato qui a Padova, sta facendo il giro di tutte diciamo, le palestre dove si allenano le squadre di Superlega, è stato a Padova, non siamo riusciti ad averlo qui in studio per motivi di differenza di orario, ma siamo riusciti a registrare un'intervista che mandiamo in 3 spezzoni questa sera perché così la possiamo anche commentare assieme. Quindi prima di parlare con Sebastiano della sua esperienza proprio con Berruto all'Acqua Cetosa ieri e l'altro ieri a Roma, sentiamo la prima parte di Berruto che parla proprio di nazionale e di Superlega. A Padova per un tour che lo porterà su tutti i campi della Serie A, della Superlega, per vedere come stanno i probabili o possibili azzurri. Sì, il tour che è nella sua fase conclusiva, quello di oggi è stato il 10° appuntamento, quindi domani sarà a Molfetta. E poi nella settimana prossima le 2 squadre umbre, Perugia e Città di Castello, e il tour sarà concluso. Bellissimo, sono molto contento di averlo fatto, è stato molto utile per me, intanto per vedere anche un po' il dietro le quinte, no? Dal mio punto di vista anche più interessante delle singole partite, che ho modo chiaramente di vedere in maniera più scientifica, analizzandole con gli scout e con il video. Però insomma vedere la fase invece di preparazione alla gara, di fare delle chiacchierate con un po' di atleti là dove c'era da farlo, di confrontarmi con molti miei colleghi e con gli staff dei club che insomma sono protagonisti di questo campionato. Mi è molto utile, contribuisce a chiarire le idee e contribuisce a generare quelle scelte che insomma non è ancora arrivato il momento, ma ci stiamo avvicinando al momento in cui saranno fatte, saranno comunicate e naturalmente rappresenteranno la linea di ripartenza dopo la stagione scorsa. Ecco, quindi adesso abbiamo visto la prima parte, Sebastiano. Cosa avete fatto questi 2 giorni? Chi eravate? In quanti eravate? Sono un po' curioso. Beh, sono stati 2 giorni in cui appunto Mauro Berruto ha avuto l'opportunità di testare un po' i giovani, soprattutto del territorio nazionale, anche in vista dei numerosi impegni che ci saranno quest'estate con la nazionale maggiore, e di conseguenza lui, essendo comunque un allenatore che cura molto bene anche i particolari, ha
preso questa opportunità per, oltre al suo tour che fa per le società, anche per visionare appunto con questi collegiali il maggior numero di ragazzi possibili. Avete fatto 3-4 Abbiamo fatto 3 allenamenti in 2 giorni, abbiamo fatto lunedì sera, martedì mattina e martedì pomeriggio, sono stati 3 allenamenti interessanti, ripeto, perché comunque di corsa mi hai detto, no, ieri sera? Molto di corsa, perché arriva col treno a Roma, allenati subito, poi vai in albergo, il mattino dopo pesi, pranzo, di nuovo allenamento, insomma è stato molto tirato, però ripeto, quando si è insieme a altri ragazzi giovani o comunque che fanno parte del circuito della nazionale, poi il tempo... È vero che sono stati 3 allenamenti duri, ma divertenti anche allo stesso tempo. Presidente, sono fortunati questi ragazzi. Questi ragazzi sono fortunati perché stanno facendo delle esperienze veramente interessanti, che mi piacerebbe che ci fosse la possibilità anche per le ragazze, diciamo, di categorie inferiori o anche di società magari inferiori, avere la possibilità di farlo, perché penso sia una crescita molto, molto importante e anche umana e soprattutto tecnica, perché chiaramente qua parliamo di tecnica oltretutto, e credo che per loro sia fondamentale entrare in questi tipi di giri. Mi dico, se si fa 3 allenamenti in 2 giorni, cosa succede ai muscoli? Sempre più da lavorare. Bisogna starci dietro. Sì, bisogna starci dietro. Poi bisogna vedere l'età, effettivamente. certo. Poi se loro, la maggior parte sono giovani, è tutto più facile. Se comincia a capitarti qualche veterano, qualcosa che devi curare molto di più. Sì, bisogna stare attenti a come gestirli, però insomma, di solito quando fanno questi collegiali qua sono tutti giovani, quindi penso che sia più facile. Il problema è... è Tu quanti anni sono che sei qui a Padova adesso che fai la... Sono 7 anni. 7 anni, sì, quindi insomma... Quindi qualcuno di delicato l'hai trovato? Madonna, sì. Più di qualcuno? Sì, infatti sono 2 o 3 anni che va bene, perché tutto sommato... Quasi disoccupato, Mirko? Quasi disoccupato, infatti. No, sono 2 o 3 anni che, essendosi abbassata l'età media... le magagne sono minori. Le magagne sono minori, sono più facili da risolvere più che altro. Poi c'è uno staff ben rodato, quindi negli anni anche le spalle grosse, quindi si affronta meglio le difficoltà. Però bene, dai. Andrea, com'è la figura del fisioterapista? Perché tante volte parliamo, è un po', cos'è, l'amicone, quello a cui... Sì, il confessore, cos'è? Dimmi un po', perché sì, è curioso. un po' tutto. Ci si confessa un po'. In che senso? Sì, c'è anche il mio mano. No, è un bel rapporto quello che c'è tra fisioterapista e giocatore. Un po' si racconta tutto. Sì, no? sì. Nei momenti anche no? Sembra. No, beh, lui è antipatico, quindi diciamo che è un po' malvoluto tutta la squadra. No? Sto scherzando. Lui e non solo lui, perché sono 2 che si alternano. Adesso stasera abbiamo Mirko che è, diciamo, no, beh, come ha detto lui, essendo comunque giovani, diciamo, facendo gli scongiuri, che è più facile magari risolvere le nostre problematiche, però sono comunque 2 figure che in una squadra che si allena tutti i giorni, che fa un lavoro intenso. Alla fine dell'allenamento a farvi sistemare un po'? Magari. Come magari? No, magari fosse solo la fine. No, arriviamo all'inizio, ci facciamo trovare... arrivate e dite, io ho qui il dolorino qui, io ce l'ho alla spalla. No, lui è bravo soprattutto a decodificare il male che abbiamo, perché noi gli diciamo abbiamo male qua, però dopo bisogna vedere sotto la pelle cosa c'è realmente, quindi lui è bravo a... ripeto, vedere queste cose. E la spalla di Giannotti che ogni tanto arriva? La spalla è l'ultimo delle cose. Ah sì, l'ultimo? No, ma lui è il classico che ha bisogno di dargli un'occhiatina spesso e volentieri. Come il motore delle auto, no? Esatto, è un motore da oliare spesso e volentieri, però va bene, insomma. Faccio intervenire tra poco anche Cristian Magro, che è l'allenatore del volley tombolo. Voi dopo ne parliamo meglio, ma hai anche tu qualcuno che si lamenta? No. Ti occupi anche un po' della relazione atletica? Bah, sicuramente, poi di magagne ne abbiamo tante, per cui anche nei settori inferiori come il nostro in Serie C, voglio dire. Ma le donne si lamentano di più o di meno? Le donne si lamentano di più, certo. Gli uomini gli dici fai una cosa, lavorano anche sopra il mare, le donne... Però resistono di più. Guarda che fanno di quelle facce le ragazze. Dopo resistono di più. Dopo interroghiamo qualcuno, perché io non volevo interrogarle, ma c'è qualcuno che secondo me il microfono adesso glielo giriamo. Bene, ci fermiamo qua per la prima parte. La seconda parte dell'intervista di Berrutto, molto interessante perché parla di Padova. E non è stato l'unico in questi giorni a parlare di Padova, proprio oggi, e poi ne parleremo su un sito importante che si chiama volleyball.it. C'è un'intervista importante del presidente di Modena che dice cose davvero interessanti su Padova. A tra poco.